Per la prima volta ad Alcamo alla Vocal Academy si terranno le audizioni del premio Mia Martini da 31 anni, una manifestazione entrata a far parte degli appuntamenti artistici e culturali più importanti d'Europa. Domenica prossima, a partire dalle 15:30, sarà dato spazio ai nuovi talenti, dai bambini dai 4 ai 12 anni alle nuove proposte per i giovani tra i 13 e i 35 anni, ma potranno partecipare anche gli artisti dai 36 anni in su nella categoria Evergreen. Partecipazione aperta a singoli cantanti o gruppi musicali con cover oppure inediti, con esibizione dal vivo, su base o con strumento. Prevista anche la categoria Etnosong con brani etnici o folk eseguiti in dialetto regionale. Il premio Mia Martini è un premio nazionale che si fa da tantissimi anni. Quest'anno abbiamo avuto il piacere, grazie anche alla The Vocal Academy, di avere le audizioni per tutta la Sicilia, quindi invitiamo tutti quelli che amano cantare, tutti quelli che hanno questa passione, a partecipare a queste audizioni che saranno il 29 di marzo presso la The Vocal Academy di Alcamo, aperto a tutte le categorie, e quindi chiunque volesse farlo è un'occasione secondo me da sfruttare e mettere, come dire, in mostra le qualità che ognuno ha. Oltre alle selezioni per il premio Mia Martini e anche altre novità, è un ritorno, quello di Silvia Mezzanotte. Il 18 di aprile avremo il piacere di avere qui Antonio Tortolano, che appunto presenterà una master e darà delle indicazioni per chi vuole partecipare eventualmente ai casting e sapersi presentare, perché non è facile presentarsi ai casting e sapere come comportarsi anche davanti eventualmente alle selezioni, alle giurie. Per cui ci sarà una masterclass che sarà basata su questo, dare consigli ai giovani per potersi presentare adeguatamente eventualmente alle selezioni. A seguire ancora abbiamo un'altra masterclass con Silvia Mezzanotte che ritorna diciamo, ad Alcamo, e quindi ci sarà anche il maestro Riccardo Russo.